Va, buono, ok. Vi ricordo, questo numero è collegato alla vostra poltrona. Numero? Quella, numero 128. Numero 128! Potrà ritirare il premio alla biglietteria. Grazie! Grazie mille. Grazie mille, ciao! Prima di continuare con il 14° concorrente, visto che ci hanno detto che in sala ci sono le sorelle di Suardera, ci faceva piacere consegnare loro un fiore da portare alla mamma, per cui se riescono a salire sul palco le salutiamo. Certo, le sorelle di Suardera, oppure scendiamo noi? Sono lì? Si muove qualcosa? Non vedo. Sì, sta arrivando Eccola lì. una delle sorelle. Una delle sorelle. Accolta naturalmente dall'applauso, perché questo applauso poi, questo affetto lo dovrà portare a Suardera. Da parte della mini corrida del gruppo missionario per la vostra mamma e un saluto a Suardera. Sicuramente ringraziamo a Suardera, ma soprattutto i miei genitori perché avrebbero voluto tanto essere qua. Grazie per quello che fate. Grazie a te. Io mi avvicino, perché Luci magari mi confonde, voglio ringraziare per la sua presenza il sindaco di Almè, Luciano Cornago. Grazie per essere qui. Torniamo ai nostri partecipanti. 14°, dicevamo, arriva da Curno, ha 14 anni ed è Marco Cassotti. Eccoti qua. Tutto bene? Frequenti il primo anno di liceo turistico e non hai nessuna materia preferita. Cioè ti piacciono tutte? O non te ne piace nessuna? Tutte? Addirittura. Che bravo studente. Ad avercene. Esatto. Ed è un appassionato di internet, giusto? Allora, è arrivato il pianoforte, quindi abbiamo già capito di che esibizione si tratta. Vieni Marco. Marco si esibirà con un brano tratto dal rondò di Mozart, Marcia alla turca. Marco Cassotti.
anni. Continua così perché qui c'è del talento. Grazie per aver partecipato. Andiamo a leggere un altro articolo